È una linea produttiva che noi abbiamo realizzato per conto di Fiat Ducato, dovrebbe entrare in funzione nelle prossime settimane, quindi a brevissimo, e quindi siamo molto, molto contenti di questa. Non è una nuova commessa perché è un'attività Ducato già lo facevamo noi, è un prodotto che abbiamo rinnovato, Fiat ci ha approvato e quindi siamo soddisfatti. A proposito di commesse, si sta attendendo l'arrivo di nuove, l'azienda è di nuovo sul mercato. L'azienda è assolutamente di nuovo sul mercato, stiamo lavorando con gli attuali clienti che conosciamo, Fiat in testa ma non solo, piuttosto che BMW, Peugeot e più grossi come dire, costruttori d'auto europei, ma anche con nuovi entranti, possibili nuovi clienti, sia nel settore automotive che anche settori, comunque società che arrivano da settori diversi che si stanno lanciando nel settore automobilistico. Uno dei timori principali nel passaggio di consegne di proprietà alla nuova azienda giapponese era quello della permanenza sul territorio di questa azienda e la tenuta occupazionale. Questi sono confermati entrambi. Sono confermati entrambi, per il 2018, per tutto il 2018 non ci sono problemi di natura occupazionale, abbiamo come dire, commesse sufficienti per poter avere un buon risultato quest'anno. Poi tutto dipenderà ovviamente dalle nuove commesse che stiamo cercando di portare a casa, che speriamo di poter portare a casa a breve. Per quanto riguarda la presenza qui è confermata anche da una serie di attività che il gruppo Alex sta svolgendo, ne dico una su tutte, ha investito a livello mondiale 13 milioni di dollari per un nuovo sistema informatico, detto in modo un po' approssimativo, un CRM nuovo che dovrà vedere l'implementazione in Italia intorno nella seconda metà del 2019, quindi questo vuol dire che sta investendo e investirà anche in Italia, stiamo parlando di un investimento importante per noi.